vita in Italia è la vita di un paese benestante, in tutte le occasioni questo si dimostra, i consumi non sono diminuiti, i ristoranti sono pieni, gli aerei bisogna con fatica si riesce a prenotare dei posti. Qua c'è il dopolavoro. Dopolavoro Montedis, Menichem e dopo tutta quanta lo spezzatino fatto delle aziende dell'ex petrolchimico Sottoeni, come vedi ha abbandonato a se stesso. Quanti operai giravano qua? Stiamo passando all'epoca col petrolchimico in funzione almeno 15-20.000. 15-20.000 persone? Sì. Che gravità. Quando il petrolchimico ancora in buona funzione. Adesso vedi come è messo. Che effetto fa a vederlo così? Tristissimo. E quando mi parlano di riconversione e vedo questo, non credo per nessuno. Non credo per nessuno. Quella è la Sirma. Sì, produzione di materiali refrattari, 240 posti di lavoro persi nel nulla. E invece da qua comincia il petrolchimico. Via della Chimica, l'ingresso del petrolchimico. Questa è una vera e propria città. Era una città con 40.000 lavoratori, ridotta a una riserva con 4.000 lavoratori compreso l'indotto. Quello è il futuro. Il container? Che cosa significa? Che non si produce più? Non si produce più nulla. Dal nostro punto di vista un paese che vive solo di terziario e di spostamento di container non se ne va da nessuna parte se non verso il bar. Ecco, non credo che voi vi accorgiate andando a vivere in Italia che l'Italia senta un qualche cosa che possa assomigliare a una forte crisi. Oggi 25 ottobre i lavoratori della raffineria di Venezia, le imprese di appalto, metalmeccanici, edili, sono in sciopero contro la decisione di Eni di fermare la raffineria di Venezia. Mi casca il mondo addosso. Eni ci ha traditi. Siamo stati traditi, venduti, traditi. Non ha avuto nessuna pietà. E il modo come ce l'ha anche propinato, non ci ha neanche avvisati. Perché voi l'avete saputo dai giornali? L'abbiamo saputo dalle donne delle pulizie. Fino a venerdì abbiamo il petrolio e adesso stanno deviando le petroliere su altre realtà in maniera che così siamo obbligati a chiudere venerdì. Abbiamo dato il sangue a questa raffineria, abbiamo fatto sacrifici, abbiamo dato anni e anni di turno. E questa è una ricompensa. Noi ci sentiamo traditi. Non c'è un'alternativa, non è che io vado via dall'Eni, io sono preso sul appalto e vado a lavorare in un'altra azienda, non ho prospettive nella zona per poter lavorare. Dobbiamo emigrare. Noi siamo un popolo qui del comprensorio che deve emigrare perché non c'è più lavoro. Io ho un figlio che ha 22 anni, sta andando all'università, mio figlio dovrà emigrare e io non sarò neanche in grado di garantirgli di finire i 2 o 3 anni che gli mancano. Questa è la realtà. Ma dovrò andare via anch'io da qui. Io dovrò vendere tutto. E vendere tutto, sapete cosa vuol dire? Non restare più neanche in Italia, perché l'Italia, visto che era il ricco nord-est, non ci garantisce più niente. Stamattina ho pensato di portare qui il futuro. Mio figlio Jacopo, di 9 anni, e mio figlio Marco, di 10 mesi. Perché mio papà, che è presente qui, era un operaio dell'Alluminio Italia. 1980. Quella fabbrica fu chiusa, questo territorio è stato devastato e quelli che hanno pagato sono sempre gli stessi. Sempre gli stessi. Mia mamma, che non c'è più, è scomparsa l'anno scorso, mi diceva: Giorgio, 3 cose sono fondamentali nella vita: la famiglia, il lavoro e la salute. Noi il lavoro non ce l'abbiamo, se non li portiamo al centro il lavoro non andiamo da nessuna parte. Se le scelte di questo governo sono quelle di destrutturalizzare questo paese, siamo alla fine. Quando siete saliti sulla fiaccola la prima volta avete ottenuto intanto che si riaprisse un tavolo e vi facessero delle promesse per il vostro futuro. E poi si è presentato qua il ministro in persona. Il 8 dicembre 2010 è venuto in impianto a parlare con i lavoratori. Il ministro Romani. Certo. Lui ha detto che aveva parlato con questo probabile acquirente che voleva acquisire tutto il ciclo del petrolio in Italia. Ha detto: nel giro di 3-4 anni questi sicuramente recuperano i soldi che hanno investito e si va avanti tranquillamente. Bene, se l'ho detto il ministro, adesso speriamo che la cosa vada. Invece si è dimostrato tutto di cartone, una cosa tutta di cartone. È un ministro questo, della mia Repubblica, del mio paese. Io non
posso neanche permettermi di fare un errore del genere sul mio posto di lavoro, perché vengo licenziata, quantomeno vengo richiamata se racconto una balla del genere. Noi abbiamo perso TFR, abbiamo perso ferie, abbiamo perso tutto, ma noi siamo persone responsabili. Lo dimostra il fatto che per tutti questi mesi noi siamo venuti a lavorare gratuitamente. Le avete provate tutte? Sì, le abbiamo provate tutte, 16 giorni di sciopero della fame, dopo ci hanno detto di smettere i medici di emergency perché ormai non ce la facciamo più. Però vivere là sopra con la bora, col freddo, con la pioggia, smettere di mangiare non vi ha portato a niente? No, il risultato concreto dobbiamo ancora vederlo, noi non abbiamo perso la speranza, noi continueremo a combattere, tra virgolette, in maniera pacifica, a lottare per mantenere il nostro posto di lavoro. Lo difenderemo con le unghie e con i denti fino alla fine. Un ministro ci ha detto che questo era fattibile, adesso lo stesso ministro deve venire qua a dirci che forse si è sbagliato, che questo non è più fattibile. Ma allora devi venirmi a dire adesso che cosa vuoi fare di noi? Su 1100 operai in cantieri, la metà sono in cassa integrazione e tutti i giorni frequentano un corso organizzato dall'azienda. Questo è un buono pasto di 5,29. E questo te lo guadagni con un giorno di lavoro venendo qua? Un giorno di corso, non di lavoro, perché questo per noi non è lavoro, questo è un giorno di corso. E dopo abbiamo 5 euro e qualcosa all'ordine in busta paga, che di presenza se viene al corso, che netti sono 3 euro e qualcosa. E allora perché venite a lavorare per 3 euro? Perché purtroppo siamo talmente presi male che basta anche 3 euro, anche 1 euro. Ogni giorno ci sono gente nuova che va dentro, ogni giorno. Ogni giorno c'è sempre 10-15 persone che entrano e ne vanno fuori 20-30 di noi. Voi lavorate tutti per ditte in appalto per Fincantieri? Sì. Mi spiegate come funziona il sistema degli appalti? Di operai si lavorano 3,50 euro. Allora? Per lo più immigrati come voi? Sì, come noi. Non può neanche parlare, faceva firmare carta bianca. In pratica voi vi facevano firmare i contratti regolari e poi anche delle dimissioni in bianco, sì. In modo tale che se voi vi rifiutate di fare 12-15 ore di lavoro, loro vi cazzano. Loro si cazzano via. Il lavoro che dovresti fare tu da Fincantieri diretta lo deleghi ad altre aziende, scaricando anche la responsabilità del lavoro effettuato, perché in un'azienda come loro, se sbagliano un lavoro, sono loro che pagano, non Fincantieri. C'è una penale. E questa la busta paga di questo mese. 671 euro. Sì. Paga l'affitto, paga le bollette, paga il mangiare, eccetera, eccetera. Attualmente sono al di sotto di 100 euro. E devono arrivare fino a fine mese. E quando la gente ha fame non guarda più in faccia a niente. Io sono un padre separato, ho 500 euro di mutuo da pagare, ho 350 euro di dare ai figli per il mantenimento, sono senza casa. Come faccio? Prendo 900 e qualcosa, quasi 1000 euro prendo adesso. Io vivo il giorno, domani, non lo so, adesso vado a casa, mangio da mia madre, vado a prendermi un po' di pane, qualcosa riesco a raccattare, però domani se vado avanti così cosa mangio? Gli antidepressivi, con questo vado avanti e basta. La colazione di oggi, la cena di questa sera. Agli operai di Alenia Aeronautica, società del gruppo Finmeccanica, hanno detto che lo stabilimento di Venezia verrà chiuso e la sua attività sarà trasferita nella sede di Napoli. Che fine farà questa gente? Perderà il posto di lavoro? Io sono un cittadino e voto e ricordo a tutti che abbiamo votato e voglio che le istituzioni e i politici che si sono prese queste responsabilità lo siano fino in fondo. E noi siamo stufi di essere trattati come dei pacchi postali. Noi abbiamo delle famiglie, l'80% delle unità che sono fuori hanno una famiglia qui e purtroppo sono costretti a non stare vicino alla famiglia. Siamo stufi di essere trattati come dei pacchi. Se oggi questo territorio è trattato così, è proprio la conclusione che questo territorio, assieme alle sue istituzioni, assieme alla gente che vive, non è rispettato. Per la Lega il Veneto doveva essere il motore, la locomotiva del nord-est, infatti è su questo che noi continuiamo a lavorare, infatti è su questo che noi continuiamo a difenderlo. Questa è una scelta che fa il governo, ma il fatto che la faccia il governo non significa che per me questo territorio è stato penalizzato, punto.
c'è una guerra per bande anche dentro il governo, territori che portano lavoro sul proprio territorio, sulla propria zona per accontentare la propria base elettorale, ma se andiamo avanti di questo passo ci mettono, come si diceva prima, lavoratori contro lavoratori, territori contro territori. Nasce una guerra civile, basta, perché non può essere altro, perché se tutti restano senza lavoro, padri di famiglia, tutti, l'Italia è fondata sul lavoro, hanno detto no. Ma il lavoro lo devi lasciare qua? È veramente sicuro che l'Italia non sente la crisi? Non la sente nel modo spasmodico che appare nella opinione giornalistica e nella rappresentazione che ne fanno i giornali. Poi dopodiché noi siamo consapevoli che da quando c'è stata l'introduzione dell'euro, con una valutazione del cambio tra lira e euro, si sono verificati degli impoverimenti di una fascia importante della popolazione italiana. Una volta una famiglia con 2 milioni di lire poteva vivere, oggi con 1.000 euro una famiglia è difficilissimo che viva. Vorrei fare una domanda al Ministro Tremonti. Lei pensa che per il bene dell'Italia questo governo deve andare avanti o sarebbe meglio invece che Berlusconi faccia un passo indietro? Mi scusi Presidente, ma... No, sono domande con risposta già certa, sentiamola. No, onestamente dopo quello che ha detto il Presidente del Consiglio non credo che ci sia altro da aggiungere. Nicoletta, allora, buonasera. Abbiamo visto qual è la situazione nel nord-est, Abbiamo visto nel ricco nord-est. Lei ha capito perché non ce la facciamo a occuparci bene di voi? Perché abbiamo tutti questi problemi, le banche... Io ho sentito tante parole questa sera, tante parole, però la nostra realtà alla fine che cos'è? Le fabbriche chiuse. Noi stiamo chiudendo fabbriche senza un piano industriale. Non c'è futuro per il nord-est. Abbiamo tirato la carretta fino ad oggi. Oggi ci troviamo a 780 euro. Questi miei colleghi, tutti noi siamo a 780 euro in cassa integrazione con 500 euro di mutuo, i figli da mandare a scuola, pagare le bollette, forse riuscire a mangiare se ce la facciamo. Ho capito che bisogna far sacrifici, qui si parla sempre di far sacrifici, li facciamo sempre noi anche questa volta i sacrifici? Io credo che sia ora il tempo di finirla. Scusi, ma noi, quello che ci hanno raccontato, no, fino ad oggi, è che voi siete in una zona che se chiude un'impresa, se chiude una fabbrica, ce ne sono già altre 10 che possono occupare quelli che perdono il lavoro. No, non è più assolutamente. Così. Forse c'è qualcuno che vorrebbe occupare quelle aree per fare qualcos'altro. Io ho visto nel suo logo che ha un simbolo di un cane dove c'è scritto attenti al cane. Il suo cane ha 4 zampe, noi abbiamo un altro logo in fabbrica, attenti al cane, ma ne ha 6 di zampe il nostro cane. Quindi lei capisce bene che le aree di Porto Marghera sono molto appetibili per tantissime cose, ma non per fare le fabbriche, non per creare posti di lavoro. Quindi quando noi vediamo che i titoli dell'ENI vanno così bene, per esempio in borsa, non è il momento attuale, però l'ENI è solida, è più solida. L'ENI è pubblica quando si tratta di nomine di amministratori delegati, è privata quando si tratta di investire, non in Italia ovviamente, ma investire all'estero, certamente. Quindi voi che volete da un governo? Noi vogliamo intanto un piano industriale che ci possa far lavorare, noi non vogliamo essere stipendiati dall'INPS, non vogliamo essere stipendiati dall'INPS, vogliamo il nostro lavoro, quello che sappiamo fare, la professionalità che ci stanno portando via. Secondo voi Monti, mari, monti, 3 monti, 4 mari, non lo so, io spero che alla fine qualcuno si renda conto che... Qual è la situazione reale? Io credo, mi dispiace se è andata via il Presidente Fini, ma parlano con la gente questi politici, parlano con noi, sì, sanno, vedono le pizzerie piene, hanno detto, no? Vedono i locali pieni, sì. Che vengano a casa nostra a vedere se andiamo fuori a mangiare a cena o se dobbiamo rimanere a casa, perché se io prendo qualcosa in più... Guardi, lei sicuramente Berlusconi la sta ascoltando, no? Mo c'ha un sacco di tempo libero, lo ritroverete a casa ogni sera e sarà dura, tutte le barzellette, buca buca.